Siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta. 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio. Se ti dico la parola mafia, a cosa pensi? Cattiveria. Ingiustizia. Crudeltà. Penso che la mafia sia praticamente ovunque. Il concetto di mafia è un'organizzazione di criminalità che fa il suo proprio affare a discapito dell'altro. Penso che la mafia sia presente in Veneto, è presente ovunque, ma non come ad esempio in Sud Italia o in altre parti del mondo, e comunque sì, credo che ci sia anche qui. Come la vive come ricordo? Ma è una cosa molto molto triste per la gente comune, la gente onesta, la gente che fa il proprio dovere e anche nei confronti della democrazia e del nostro Stato. Io vivendo all'estero vedo queste cose in modo anche un po', talvolta soffro anche molto di più perché mi sento quasi coinvolto indirettamente e talvolta provo anche un senso di vergogna. A cosa collega il concetto di mafia? Penso principalmente alla paura, penso a quanto possa essere più semplice per una persona aderirne che combatterla, e penso che sia anche da rispettare, che siano da rispettare le persone che riescono ad andare contro la mafia. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, allora non cambio. Il 22 febbraio 2017 la NASA ha ufficializzato la scoperta di 7 pianeti, di cui 6 in zona temperata, che ruotano intorno ad un Sole di nome Trappist-1, per raggio, massa e densità dell'atmosfera molto simile al nostro. Prosegue, senza sosta, la ricerca dell'uomo, dei sistemi stellari e pianeti dove trovare vita e, probabilmente, dove poter un giorno andare ad abitare, costruire una nuova casa, ricominciare una nuova generazione di uomini terrestri in un mondo alieno. Esistono molti sistemi solari anche qui, sopra il suolo del nostro pianeta azzurro, senza bisogno di spingerci neanche oltre l'atmosfera, neanche all'aldilà delle fasce di Van Allen, e con essi decine di pianeti, fatti di prospettive diverse, educazioni diverse, culture, retaggi, modi di vivere, densità diverse, gravità diverse, tempi di rotazione diversi, orbite lontane anni luce. Scie di comete che finiscono sulla colpa e incominciano nel vuoto del dolore. Asteroidi solitari, vite immobili, sbriciolate, bruciate come frammenti di universo nel viaggio da uno spazio attraverso la barriera indistinguibile di un mondo sconosciuto, impenetrabile. Da ogni mondo facile è difendersi. Osservare il cielo in una notte d'estate e godere lo spettacolo di infinite distruzioni luminose, di istantanee esplosioni senza ritorno. Da una stella caduta con la forma di meteorite, sullo schermo di immagini che si muovono, la morte è notizia, indice, meraviglia. A cavallo delle fiamme la morte è niente, né fuoco, né vento, né tempo. Millisecondi di un dolore ignoto, nulla di indifferenza e polvere, fino a quando non sarà il mondo spettatore a dissolversi,
e a diventare frammento. La distruzione luminosa di segmenti di mondi che si infrangono su eroi di materia eterna è spettacolo, fino a quando non sarà chi guarda a saltare, a diventare fiamma oppure bersaglio facile di un cielo senza eroi. Mondo è la vittima, mondo è il sanguinario, mondo è l'eroe, mondo è l'incolpevole, mondo è lo spettatore, fuoco è il male, luce è il bene. I pianeti sono molto più vicini tra loro di quanto non siano i pianeti del nostro sistema solare. Su quei pianeti un anno dura pochi giorni o poche ore, a seconda della distanza. Alta è la probabilità che quei pianeti, a 39 anni luci da qui, siano simili al nostro mondo. Alta è la probabilità che quei pianeti, vissuti quegli anni, siano soltanto pianeti diversi.